Buongiorno, molta cronaca anche oggi a Focus TG. Andremo a Mestre per la movida violenta e saremo collegati in diretta, e poi tante altre notizie dalle nostre province. Partiamo con la morte di Cesare Ziglio, l'architetto 36enne travolto a Pasqua da una slavina in Alto Adige. Ieri mattina c'erano ancora speranze, era lottava tra la vita e la morte, purtroppo si è spento in giornata. Dopo 3 giorni di agonia non ce l'ha fatta Cesare Ziglio, l'architetto 36enne travolto la domenica di Pasqua da una slavina mentre stava salendo verso Cimagrava in Val di Vizze in Alto Adige. Originario di Borso del Grappa, viveva e lavorava a Bassano, grande appassionato della montagna, aveva gli sci ai piedi quando la valanga si è abbattuta su di lui, trascinandolo per centinaia di metri. Immediato l'allarme, il 36enne era stato ritrovato dai soccorritori sotto 1,5 metri di neve in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione era stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano. Qui è rimasto appeso a un filo fino alle scorse ore, quando il cuore non ha più retto. Cesare Ziglio era figlio dell'assessora ai servizi sociali di Bassano del Grappa Francesca Busa, che si era subito recata domenica sera, appena ricevuta la notizia dell'incidente, assieme al marito e all'altra figlia, al capezzale del giovane. La notizia della morte di Ziglio, l'ennesima vittima della montagna, ha lasciato tutti senza parole. Stimato e apprezzato professionista, chi lo conosceva sapeva del suo amore per lo sport e la vita all'aria aperta, dalle maratone allo sci, alle scalate, alle immersioni. E prima di andarsene un ultimo enorme gesto di generosità. Continuerà a esistere perché i suoi organi sono stati donati e potranno ancora vivere e pulsare in altri corpi che avranno altri nomi, un altro colore di occhi, un altro modo di camminare, ma in loro vibrerà ancora tutta l'energia di Cesare Ziglio. E nei cuori di chi l'ha amato resterà la bellezza del suo sorriso pulito e contagioso dall'alto di una montagna imbiancata di neve. Servizio di Vanessa Banzato. È stato ritrovato a Cartura dopo una settimana il corpo senza vita di un anziano scomparso da casa giovedì scorso. Era uscito per andare a raccogliere delle erbe selvatiche. Le speranze di ritrovare in vita l'85enne di Albignasego, scomparso da giovedì scorso dopo essere uscito di casa per raccogliere bruscandoli, sono finite intorno alle 13, quando il corpo dell'anziano è stato individuato dai soccorritori che da giorni lo stavano cercando lungo l'argine del canale Vigenzone, nella frazione di Cagnola di Cartura. È qui che era stata trovata la sua auto, parcheggiata vicino al canale, nella zona industriale, a pochi metri da dove poi era stato rinvenuto il secchio che aveva l'uomo ancora pieno di erbette selvatiche. La vittima, Dino Garbo, residente a Carpaneto di Albignasego, era uscito di casa giovedì 2 aprile al mattino per raccogliere bruscandoli. Alla sera i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l'allarme ed è subito scattato il piano ricerca di persone scomparse della prefettura. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno scandagliato il canale Vigenzone, sono stati impiegati anche droni, mentre a terra non si sono mai fermate squadre della protezione civile e della polizia locale. Quasi sicuramente l'uomo è scivolato sulle sponde ripide dell'argine finendo in acqua, forse è inciampato, forse ha avuto un malore. Il corpo è stato notato attorno all'ora di pranzo a pochi metri dalla sua auto. Sul posto i carabinieri per il recupero della salva, che verrà riconsegnata alla famiglia per fissare la data dei funerali. Servizio di Valentina Visentin, un dolore composto fatto di silenzi e di ricordi a Vaglio di Roncade, dove il 12enne Mattia Stonti trascorreva le vacanze. Resta lo sgomento per una tragedia avvenuta sulle piste di sci del Trentino. A Vaglio di Roncade, dove era solito trascorrere le vacanze dalla nonna, oggi c'è un'atmosfera di profondo raccoglimento, un clima che accompagna il dolore per la scomparsa del piccolo 12enne Mattia Stonti. Il giovane ha perso la vita dopo il grave incidente sugli sci avvenuto sulle piste di San Martino di Castrozza in Trentino. Mentre stava affrontando una discesa è caduto violentemente, battendo la testa contro la neve. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha lottato per giorni, ma le sue condizioni erano troppo gravi. La mamma, originaria di Roncade, ha vissuto a Vaglio e per anni ha lavorato alla Ghirada di Treviso. Un legame profondo con questo territorio dove Mattias tornava spesso e dove oggi in tanti lo ricordano. Dopo giorni di lotta in ospedale, il suo cuore si è fermato, ma proprio nel momento più difficile i genitori hanno scelto di donare i suoi organi, un gesto di straordinaria generosità che trasforma il
dolore in speranza per gli altri. Una vita troppo breve, ma capace di lasciare un segno. Nicola Marcato ha firmato questo servizio. Andiamo adesso in diretta a Mestre da Eddie Kaliman, in diretta perché c'è la movida violenta, risse, chiasso di notte, i commercianti e i residenti sono esasperati. In via Palazzo, a te Eddie. A te. Direttore, buongiorno a te, ai telespettatori, con Valentina Bassi, titolare di quella che ha appena chiamato un'oasi felice, un negozio di giocattoli qui in via Palazzo Mestre che è risaputo essere una ZTL dove però di giorno è anche piuttosto tranquilla, ci si trova, si va a bere un caffè, la sera però diventa tutt'altro. Sì, può capitare che soprattutto in certe serate, il venerdì e il sabato, ci siano situazioni non facilmente gestibili, come può capitare anche in altre realtà della città o anche in altre realtà di altre città del territorio. Chiaro che come commercianti e come residenti comincia a diventare seriamente preoccupante la cosa. Noi ci mettiamo il nostro come commercianti, i residenti ci mettono il loro come residenti, quindi l'occhio e l'attenzione ce l'abbiamo. Abbiamo però un'estrema necessità di collaborazione anche con gli organi competenti che possono concretamente andare ad agire in queste situazioni critiche. Il problema qual è? Cosa trovate la mattina? Si parla di decoro ma anche di sicurezza pubblica. Esatto, perché possono essere trovate bottiglie, bicchieri, ma non solo, perché ci sono dei veri, non dico bivacchi, ma ritrovi, perché la conformazione stessa urbana della via porta a dei piccoli aggregamenti un po' seminascosti dove appunto possono succedere di tutte le... Si fa consumo di alcol, di droghe e soprattutto ci sono spesso risse, l'ultima di appena 2 giorni fa ci hanno raccontato. Esatto, che poi in realtà originariamente magari non è proprio nata qui, è nata da un'altra parte, però comunque questo, essendo un'area un po' più tranquilla proprio perché è una ZTL, convoglia situazioni problematiche, quindi anche se magari non si originano qui può succedere che alla fine finiscano qui, quindi siamo decisamente un po' stufini della situazione, vorremmo che ci fosse una maggior collaborazione tra i vari organi competenti, insomma. Certo, perché poi il problema è che spesso i locali, pur chiudendo, i ragazzi che ci arrivano, ragazzi e ragazzini, stanno qui fino a oltre l'orario di chiusure, e non è che ovviamente possiamo obbligare i gestori dei locali a rimanere qui a controllare la situazione oltre l'orario di chiusura. Non è di competenza loro, non è di competenza del residente, non è di competenza del commerciante, è di competenza dell'organo appunto che deve salvaguardare la qualità della vita nel territorio, per cui chiediamo una seria collaborazione con gli organi di controllo. Valentina è portavoce in questa mattinata un po' di tutti i commercianti che abbiamo sentito anche questa mattina e di tanti residenti che sono stanchi, spesso lamentano anche proprio il fatto di non riuscire a dormire proprio per gli schiamazzi e per appunto questa violenza che c'è anche tra gli stessi che frequentano i locali ben oltre l'orario di chiusura. Direttore, questa è la situazione da via Palazzo, tutti gli aggiornamenti nel telegiornale della sera. Grazie Eddie Kaliman e Alberto Pivetta per la parte tecnica. L'omicidio di Maria Pellegrini, siamo ancora alla cronaca nera, avvenuto a Casalserugo, ricorderete il 10 dicembre del 2008, dopo la riapertura del caso la scorsa estate, dall'incidente emergerebbe la presenza di una seconda persona nel luogo del delitto, è un cosiddetto cold case. È una battaglia a colpi di DNA, quella che potrebbe far luce a quasi 18 anni di distanza sull'efferato omicidio di Maria Pellegrini. La donna, 78 anni, era stata trovata senza vita il 10 dicembre 2008 nella sua villetta di Casalserugo, dopo essere stata soffocata con un panno attorno alla bocca e del nastro adesivo sul naso. Maestra d'asilo, l'anziana aveva una fortuna in proprietà immobiliari stimate attorno ai 10 milioni di euro. Un omicidio che aveva sconvolto la comunità, rimasto impunito. Vane erano risultate all'epoca le indagini dei carabinieri che per mesi avevano cercato di dare un nome all'autore o agli autori del terribile crimine. La scorsa estate l'esame del DNA repertato all'epoca dei fatti aveva stretto il cerchio attorno a un 47enne albanese in carcere a 2 palazzi di Padova per rapina. Durante l'incidente probatorio al GIP sono state presentate le relazioni della procura e della difesa. I periti della procura, che ha incaricato dell'esame RIS di
Parma avrebbero confermato la compatibilità del DNA del 47enne iscritto nel registro degli indagati e rintracciato anche materiale genetico riferito a una seconda persona presente sul luogo del delitto oltre alla vittima. Diversa la lettura del perito incaricato dalla difesa, affidata all'avvocato Fabio Crea, secondo il quale il profilo genetico individuato sarebbe il risultato di una contaminazione o di un miscuglio originato dalla vittima e da almeno 4 soggetti sconosciuti. Sarà adesso la PM Luisa Rossi, titolare delle indagini, a decidere se chiedere rinvio a giudizio dell'indagato o chiudere l'inchiesta. Servizio di Chiara Gaiani. Adesso torniamo in Friuli per la morte di un 54enne, Italo Carpi, è morto in una distilleria in una vasca di alcol puro. Sentiamo il ricordo di un consigliere comunale di Tavagnacco, Roberto Monreale. Di lui mi ha colpito subito la dolcezza del fare, l'educazione, un ragazzo veramente a modo, molto dai modi gentili, dall'affabilità, sempre generoso, sempre disponibile. Un'intera comunità incredula per la morte di Italo Carpi, il 54enne originario di Fagagna che ha perso la vita sul posto di lavoro nella giornata di martedì 7 aprile a Pasian di Prato, alla distilleria d'Urbino, dove lavorava da 33 anni. Una notizia scioccante per tutto il paese. Italo si era trasferito a Tavagnacco una decina d'anni fa ed era una persona gentile, tranquilla, sempre disponibile per una chiacchiera. Purtroppo ha lasciato le 2 figlie, Giada e Giulia, e 2 sorelle, Katia e Romina. Lui è venuto ad abitare qui a Tavagnacco qualche anno fa e appunto aveva preso questo appartamento sopra il bar e sopra anche quella che è la mia attività. Per cui abbiamo avuto modo di conoscerci abbastanza presto e anche abbastanza bene. E così abbiamo fatto amicizia, si beveva una cosa insieme, si parlava ogni tanto e ci salutavamo spesso la mattina quando lui partiva per lavorare, io andavo per le mie attività, insomma. Comunque il ricordo è di una persona veramente buona, educata, disponibile. È un vero peccato che ha scosso qui la gente di questo piccolo paese, insomma, di Tavagnacco, no? Una persona buona, generosa, che anche senza troppe parole riusciva sempre a dare un gesto dolce e di conforto a chi ne avesse bisogno. Ma anche con silenzio, però ci aveva donato ci aveva fatto veramente una bellissima impressione di una persona pulita e genuina, insomma. Sì, quando si è sparsa la notizia qua in paese che era lui, nessuno poteva credere a una disgrazia del genere, no? Perché quando uno parte per il lavoro, insomma, te lo aspetti la sera per rivederlo, no? come di norma. Nessuno pensa che uno possa perdere la vita sul suo lavoro. Vediamo 2 titoli dal Gazzettino. Giampaolo Manca, l'ex doge della Mala del Brenta, nei guai per un carabiniere del ROS che dice: ministro, gli vieti di parlare nelle scuole. Manca ha prodotto anche un film sulla sua storia e va spesso a parlare con gli studenti. Vediamo anche l'altro titolo, questo è una specie di giallo. Il lago Ghedina prosciugato, indagano i carabinieri, ripristinato l'afflusso d'acqua, ora cerchiamo di risolvere il mistero e qui siamo a San Vito di Cadore. Ieri l'ultimo saluto a Gino Secco, il ristoratore 79enne di San Nazario che si è tolto la vita lo scorso 31 marzo. Gino, ti capisco, perché tu volevi scappare dalla tua vita. Bastava che aspettassi un attimo. Un dialogo a cuore aperto, quello che Don Francesco Ferronato, parroco di San Nazario, ha intavolato con Gino Secco durante l'omelia nel funerale del ristoratore 79enne che si è tolto la vita lo scorso 31 marzo per i troppi debiti che gravavano come un macigno su di lui e la famiglia. L'ha fatta finita mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto ed era stato proprio Don Francesco tra i primi a trovare il corpo ormai senza vita di Secco nella sua abitazione in pieno centro paese. Gremita la chiesa per l'ultimo saluto a una persona che per decenni ha animato il cuore di San Nazario con la sua trattoria che attirava clienti da mezzo Veneto. Gino, quanta
gente hai accolto dentro, sopra, davanti alla piazza. Io dovevo passare attraverso i tavolini per entrare a casa, no? Perché? Perché tu facevi da mangiare bene, perché ti conoscevano tutti, perché era bello venire qua e gustarsi la piazza, gustarsi un po' di serenità, perché erano capaci di fare questo, sta gente qua. Che bello. C'è così tanto affetto nelle parole di Don Francesco, così tanta tristezza per la perdita di Gino Secco, di così tanta rabbia per una morte così terribile. Grazie, Gino, della tua messa sui tavoli della trattoria da Gino per tutti i poveri cristi che siamo e che continuiamo ad essere noi. Grazie. Una comunità che si è stretta in chiesa attorno ai familiari del ristoratore e che martedì sera si era riunita in una veglia in ricordo di Secco. Un momento intenso con il fratello Fabio e la nipote Marion, arrivati da Strasburgo, dove vivono, che hanno cantato la canzone preferita del 79enne, una struggente versione di Zombie dei Cranberries per ricordare tutta la passione per un lavoro che tanto gli ha dato e tanto gli ha tolto. È entrato all'Iperlando di Preganziol ed approfittando del gran numero di clienti di sabato prima di Pasqua ha rubato diversi generi alimentari nascondendoli nello zaino. Ma il furto è stato notato dagli addetti alla vigilanza del supermercato, vistosi scoperto il giovane, un 24enne tossicodipendente di origine sudamericana, ha estratto una siringa minacciando di pungere i vigilanti. Il ragazzo è quindi scappato. Subito è stato lanciato l'allarme, i carabinieri di Preganziol l'hanno rintracciato poco dopo all'interno della toilette di un treno in partenza per Venezia. Nello zaino è stata recuperata la refurtiva del valore di 130 euro e restituita al supermercato. Il 24enne è stato arrestato per rapina impropria e rinchiuso nel carcere di Treviso. I gioielli di un'anziana sono spariti dalla sua casa dopo la riparazione di un letto, denunciato dai carabinieri un 44enne. Velo d'Astico, una settantenne si presenta ai carabinieri per denunciare la sparizione di alcuni gioielli custoditi nella sua camera da letto. La vittima manifesta fondati sospetti nei confronti del dipendente di una ditta che qualche giorno prima era andato a casa sua per eseguire la riparazione di un letto. Le indagini dei carabinieri chiudono il cerchio attorno al sospettato. I militari infatti identificano l'autore del furto proprio nel 44enne, risultato essere colui che materialmente aveva effettuato la riparazione. I militari sono riusciti a rintracciare e recuperare l'intera refurtiva. I gioielli in oro, per un valore di circa 2.000 euro, erano già stati venduti dall'indagato in un compro oro di Thiene. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Un furto all'Imoco Center di Villorba nel Trevigiano. Andiamo in diretta da Christian Arboit. A te, Christian. Direttore, sì, buongiorno anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica e che adesso ti mostra uno dei segni dell'effrazione. Questo colpo avvenuto notte tempo qui all'Imoco Center, siamo a Villorba in uno dei luoghi più iconici per lo sport trevigiano, siamo a ridosso del Palaverde. L'Imoco Center, come vedi, è un centro nuovo, è un centro polifunzionale con bar, uffici, palestra. I ladri sono stati all'interno dei locali, il colpo verso le 3 del mattino, sono entrati all'interno del centro e hanno messo tutto a soqquadro, il classico copione di ogni furto. Si sono concentrati sui contanti che hanno trovato, circa 700 euro, anche se la cifra deve essere in qualche modo ancora computata nel dettaglio. Poi sono spariti degli indumenti, sono spariti anche dei gadget, non sono spariti i trofei che si trovano dietro quelle vetrate, probabilmente anche perché difficilmente rimpiazzabili. Un risveglio amaro, amarissimo per l'Imoco Volley, per le Pantere, in particolare per il loro presidente Piero Garbellotto, che abbiamo intercettato e che ci ha rilasciato
rilasciato queste dichiarazioni. Garbellotto. Questa mattina ci siamo risvegliati con una brutta sorpresa, perché questa notte siamo stati svaligiati. È venuta probabilmente una banda di ladri che hanno scassinato le porte, che sono entrati nel nostro negozio al center, nei nostri uffici, hanno rubato parecchio vestiario, hanno rubato anche dei fondi che stiamo ancora quantificando, diremo quelli che sono i danni complessivi, perché hanno lasciato anche una bella confusione, no? E quindi insomma non è stato un grandissimo risveglio. Credo che sicuramente un'attività che magari è un po' sotto i riflettori anche in funzione della finale scudetto che ormai è dietro l'angolo, è un'attività che per fortuna sta funzionando, possa essere attenzionata anche da qualche malintenzionato. Non è un atto vandalico, è la volontà di fare proprio un furto con scasso, tant'è che, ripeto, le porte non sono state forzate ma scassinate, quindi purtroppo è successo questo. Quantificheremo i danni, ma credo che la cosa importante per noi in questo momento sia quella di rimanere tranquilli, calmi e concentrati, perché tra 48 ore abbiamo una finale scudetto da giocarci. Rimanere tranquilli e concentrati, perché fra 48 ore si torna in campo per una sfida cruciale. Questo l'obiettivo di Garbellotto. Chissà se qualche aiuto arriverà dalle telecamere che, come vedi, direttore, non mancano qui all'Imoco Center. Tanti gli occhi elettronici puntati in ogni direzione. Chissà appunto se qualche frame possa rivelarsi importante ai fini dell'indagine. Indagine condotta dai carabinieri, la denuncia è stata formalizzata e quindi tutto è in evoluzione. Lo stesso Garbellotto, lo avete sentito, parla di una banda entrata in azione. Nelle prossime ore sicuramente avremo altri dettagli, tutti gli aggiornamenti nel corso delle nostre edizioni serali. Per il momento da Villorba è tutto, con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie. Cristian Arboit e Simone Merlo da Villorba, e oggi in regia ci sono Italo Morao e Marco Mattiuzzo. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Ladri di carburante in azione in via Castagnole a Treviso, 800 i litri rubati da un escavatore. I carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna. Difficile capire se l'occasione, ovvero l'impennata dei prezzi alla pompa, abbia fatto l'uomo ladro. Di certo il 45enne, braccato dai carabinieri per aver rubato del gasolio in un cantiere a Treviso, aveva già una sfilza di precedenti. Con lui una donna di 36 anni, anche lei con un discreto curriculum delinquenziale. La coppia, di origini sinti, è stata braccata dai militari dopo un'attenta visione delle immagini di videosorveglianza. Tagliata la recinzione, i due si erano introdotti nottetempo nel cantiere di via Castagnole. Era il 29 marzo, quando hanno estratto 500 litri di gasolio da un escavatore. Per l'uomo era la seconda volta. Si è appurato che già aveva fatto un prelievo il 24 marzo, in quel caso 300 litri. Scattata la denuncia a piede libero, il caro gasolio sembra però non rientrare fra le attenuanti. Truffa del finto carabiniere, clonato il numero della stazione dell'Arma dei Carabinieri di Cordignano. Sono arrivate segnalazioni da tutto il territorio. Intanto gli uomini dell'Arma di Pordenone contano 19 episodi in 3 ore. Sentiamo. Ribadisco, noi non chiediamo assolutamente denaro, non chiediamo cauzioni. Nel nostro sistema penale, nel nostro sistema giuridico non è prevista la cauzione, quindi qualora dovessero arrivare telefonate di questo genere vuol dire che sono telefonate fasulle, quindi assolutamente non ottemperare a quello che viene chiesto e avvisare subito il 112. Meglio ripeterlo una volta in più, anche perché la truffa del finto carabiniere si fa sempre più subdola e tecnologicamente avanzata, come è avvenuto a Cordignano, dove è stata clonata anche la linea telefonica della stazione dell'Arma locale, con un alert diffuso sui social ufficiali dal sindaco della vicina Sarmede, Larry Pizzol. Tante le segnalazioni dal territorio vittoriese, ma soprattutto pordenonese, in particolare Sacile. Da capire, ma è molto probabile, se ci sia un collegamento. Gli stessi carabinieri di Pordenone hanno contato 19 episodi complessivi in poco meno di 3 ore, 18 andati a vuoto, uno a segno con una 91enne che ha consegnato ori e gioielli a un uomo che si è presentato
sbarco alla sua porta dopo essere stato annunciato al telefono proprio da un sedicente carabiniere. Sullo sfondo una finta rapina in gioielleria con un'auto riconducibile alla famiglia della vittima. Tutto ovviamente fake. Resta il fatto che nel mirino ci sono spesso anziane sole e che le stesse linee telefoniche delle istituzioni possono essere violate. È una corsa contro il tempo, guardi, ogni giorno noi cerchiamo di trovare le contromisure per porre un limite a questo fenomeno. In questo caso stiamo valutando di interessare le varie società che gestiscono questi slot di numeri per inserire questi numeri in una sorta di blacklist che bloccherebbe l'impulso che chiede di utilizzare quel numero, quindi quando l'impulso non è certificato, a quel punto quel numero non può essere utilizzato da chiunque. Attenzione sempre alle truffe online e anche quelle telefoniche. Arrivano SMS apparentemente innocui e sembrano inviati dall'UL7 Pedemontana, ma in realtà si tratta dei soliti imbroglioni, e vediamo. L'azienda UL7 Pedemontana intende segnalare a tutti i cittadini l'invio di SMS fraudolenti. Fraudolenti perché viene richiesto al cittadino di ritelefonare a numeri a pagamento, di solito preceduti dal prefisso +89. Nell'ultimo mese si sono fatti ancora più frequenti. SMS truffa, all'apparenza innocui, ma con l'unico obiettivo di prosciugare il credito telefonico dell'utente, anche nel giro di pochi secondi. Sono fraudolenti in quanto l'espressione degli SMS è molto credibile perché fa riferimento a prestazioni oppure ad appuntamenti che in realtà sono falsi. Quindi l'invito ai cittadini è di non richiamare mai questi numeri perché l'unico scopo è quello di erodere il credito telefonico del cittadino. Si fa presente che l'azienda UL7 Pedemontana non ha mai usato e non usa numeri a pagamento. Una truffa già segnalata da numerosi cittadini in tutta Italia, compreso il territorio dell'UL7 Pedemontana. I messaggi arrivano anche al personale sanitario stesso. Chiediamo ai cittadini che ricevessero questi SMS di fare lo screenshot dell'SMS e inviarlo alla mail info.sicurezza@aul7.veneto.it. Ed è allarme truffe anche nel Pordenonese, 19 tentativi in poche ore, uno purtroppo è andato a segno a Sacile, un caso evitato all'ultimo grazie all'intervento del figlio della vittima. Raffica di tentativi di truffa ai danni di anziani nel Pordenonese. Nella giornata di martedì, in appena 3 ore, si sono registrati 19 episodi complessivi. In 18 casi il raggiro non è andato a segno, mentre uno si è purtroppo concretizzato. La più utilizzata è la storia che racconta di una inesistente rapina o furto in una gioielleria, nel quale chi ha commesso il reato ha utilizzato la targa clonata di un prossimo congiunto dell'anziano che viene contattato, e quindi ecco la preoccupazione per un proprio caro e quindi la necessità da parte di chi chiama, che si presenta di solito come appartenente alle forze dell'ordine, la necessità di recarsi a casa e di ritirare tutti i gioielli posseduti per confrontarli, per fare un confronto, quindi portarli via e verificare che non siano quelli della rapina o del furto. La maggior parte dei tentativi si è concentrata a Sacile, con 16 episodi in poche ore, uno dei quali riuscito. Altri casi, invece, si sono verificati a Sesto Arreghene e a Pasiano di Pordenone, senza conseguenze. L'unica truffa consumata è avvenuta attorno alle 14:30, quando una donna di 91 anni ha consegnato a un uomo, presentandosi alla porta, tutti i gioielli in suo possesso, oltre a del denaro contante. Il valore è ancora in fase di quantificazione. Sempre a Sacile, poi, si è registrato anche un episodio emblematico. Poco dopo le 13, un'anziana aveva già raccolto l'oro custodito in casa ed era pronta a consegnarlo, convinta di dover collaborare con le forze dell'ordine, quando il rientro del figlio ha permesso di interrompere la situazione in extremis, evitando la truffa e facendo scattare subito la chiamata al 112. La truffa è un reato che, come abbiamo visto, continua a verificarsi, punta sempre sulla sensibilità delle persone
persone che vengono colpite e punta a mettere ansia, timore di solito per un prossimo congiunto, per un parente, e fino ad arrivare all'immancabile richiesta di gioielli o di denaro. Quindi, a prescindere dalla storia che il truffatore al telefono racconta, si arriverà sempre a un punto, ad un momento in cui vi sarà una richiesta di o denaro o gioielli. Il processo per corruzione, lo scandalo cosiddetto di Robinia, la Corte d'Appello di Venezia ha stravolto la sentenza di primo grado, tutti gli imputati sono stati assolti. Quello che loro contestavano come atto della corruzione in realtà era un atto di natura collegiale prima della commissione consiliare e poi della giunta regionale. Quindi non c'era, e l'abbiamo dimostrato, ritenevamo già in primo grado che non ci fu nessuna corruzione. Oggi la Corte d'Appello ci ha dato ragione. Nessuna mazzetta, nessuna corruzione, assolti perché il fatto non sussiste. Una sentenza eclatante che ha di fatto ribaltato il giudizio di primo grado. Sono usciti da un incubo durato 11 anni Mario Modolo, al tempo dirigente dei servizi sociali della regione, e Giancarlo Maldassin, ex proprietario dell'immobile Disco Palace di Nervesa della Battaglia. Per Remo Sernagiotto, assessore al sociale del Veneto scomparso nel 2020, è stata riabilitata la figura. Tecnicamente fu pronunciata sentenza in luogo a procedere per morte al reo, ma io ho insistito anche con la famiglia nel voler continuare il percorso processuale anche in appello, perché ritenevo non soltanto che avessimo ragione, e quindi volevo portare il nostro contributo tecnico, il nostro contributo processuale all'interno del processo d'appello. I fatti ci hanno dato ragione. Confermata la condanna nei confronti del Sole Pierino Rebellato per bancarotta, uno scandalo, quello di Cader Robinia, che aveva scosso il mondo politico. È caduta l'accusa di corruzione legata ai finanziamenti regionali. I fatti contestati risalgono al 2012, quando la cooperativa Cader Robinia aveva ricevuto un finanziamento regionale di 3,5 milioni di euro per realizzare nell'ex Disco Palace di Nervesa della Battaglia una fattoria didattica per dare occupazione ai disabili. Lo stabile venne però trasformato in una birreria che finì poi in fallimento. Per la procura, la costituzione della cooperativa era stata creata ad hoc per partecipare al bando e ricevere il contributo. Un capitolo giudiziario che si è chiuso. Sernagiotto è risultato estraneo alle contestazioni che gli erano state mosse. La Corte d'Appello di Venezia avrebbe potuto arrivare alla prescrizione, ma ha deciso di entrare nel merito. Vuol dire che la prova era insussistente e che la prova dell'innocenza era invece una prova molto solida, come abbiamo sempre sostenuto. Di tutta questa vicenda, avvocato, che idea si è fatto? Era una battaglia, una strumentalizzazione politica. Avevamo da subito dimostrato documentalmente che non poteva essere un atto di corruzione. La Regione ha continuato a insistere, era costituita parte civile, ha continuato a insistere sulla responsabilità penale e sulla condanna. Vorrei ricordare che già davanti alla Corte dei Conti avevo fatto assolvere l'onorevole Sernagiotto per mancanza di responsabilità contabile. Oggi, dopo tanti anni, troppi anni, è arrivata la sentenza di assoluzione. È stata fatta giustizia, purtroppo c'è chi, come l'onorevole Sernagiotto, non ha possibilità di goderne sulla terra, ma ovunque sia sicuramente sorriderà. E da parte della famiglia di Remo Sernagiotto soddisfazione, ma anche tanta rabbia. 11 anni di sofferenze, di rabbia, un incubo che ha travolto e stravolto la famiglia Sernagiotto. La notizia è piombata nella loro abitazione. Assolti tutti dall'accusa di corruzione. Gloria è andata in cimitero a trovare il papà. Una vittoria, ci racconta, che non posso festeggiare con lui. Le emozioni sono state molto contrastanti, un misto di rabbia e di gioia, di liberazione per la fine di un incubo, ma la rabbia è tanta e francamente per me prevale oggi sulla soddisfazione, perché 11 anni sono tanti, perché una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste vuol dire che per 11 anni abbiamo parlato di nulla, però per noi sono stati un incubo, non perché avessimo mai avuto alcun dubbio sull'innocenza di mio padre, ma perché i leoni da tastiera, la gogna mediatica, le sentenze sui giornali erano state scritte già 10 anni fa. Rimbombano le parole utilizzate da Remo Sernagiotto nel 2017, nel pieno del terremoto giudiziario: male non fare, paura non avere. Lui aveva voglia di difendersi nelle aule di un tribunale, aveva voglia di raccontare la sua verità, non gli è stato permesso
e io sono convinta che il suo cuore lo abbia tradito anche per la grande sofferenza e delusione che tutto ciò gli ha provocato. Gloria parla, racconta del papà e del suo rammarico. A volte io mi sono sentita impotente per non essere riuscita a stargli vicino come forse aveva bisogno per riuscire ad affrontare con più serenità questo percorso che per lui è stato molto doloroso e che si è concluso nell'epilogo peggiore, cioè lui è morto prima di sentirsi dichiarare innocente. A toccare il cuore di Gloria l'aspetto umano di una vicenda tanto dolorosa. Mi limito solo a dire che questi 11 anni non ce li ridarà nessuno. Mio padre purtroppo non ce lo ridarà nessuno e il sistema della giustizia oggi prevede che nessuno pagherà per tutto quello che noi abbiamo subito in questi 11 anni e questo non va bene. Servizi di Daniela Sizia. Diamo l'assalto al bus prima del derby Treviso-Mestre. 8 ultra biancocelesti sono finiti a processo. Avevano atteso i bus dei tifosi del Mestre nelle vicinanze dello stadio Tenni, poi gli ultras biancocelesti avevano invaso le strade creando un grave pericolo per la circolazione. Approfittando del rallentamento dei mezzi avrebbero lanciato oggetti contundenti contro gli autobus carichi di tifosi rivali. Si tratta dei disordini scoppiati il 15 ottobre del 2023, prima dell'incontro valevole per il campionato di Serie D. Un assalto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona. 8 ultras trevigiani sono finiti a processo. Per 3 di loro sarà chiesto la messa alla prova, per altri 3 il rito abbreviato e 2 invece opteranno per il patteggiamento. L'udienza è stata rinviata al 5 giugno prossimo. Tutti devono rispondere della violazione della normativa che disciplina la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive e il contrasto della violenza negli stadi. Apriamo una finestra sulla cultura, in particolare sulle ville palladiane, di cui oggi si celebrano i 30 anni del sito UNESCO. Andiamo in diretta da Luisa Bertini e da Simone Squarcina per la parte tecnica. A te Luisa. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori, ringrazio anche i nostri ospiti, l'assessore Cristina Balbi, il consigliere Stefano Dal Pra Caputo per essere con noi perché di fatto si parla di festeggiamenti relativi al sito UNESCO che riguardano non solo Vicenza ma anche tutto il patrimonio palladiano disseminato in tutto il Veneto. Ecco, una 3 giorni che riguarda la valorizzazione e la messa in rete di questo patrimonio. Sì, vuole proprio essere il momento in cui festeggiamo il nostro sito, che non è solo il sito di Vicenza, giustamente, ma è un sito che riguarda tutte le province del Veneto tranne Belluno, perché ci sono 24 ville che sono disseminate nella nostra regione, 3 a Vicenza e tutte le altre nelle altre province. E quindi è questo il senso della nostra festa, è quella di far capire il valore universale di questa eredità che ci arriva dal passato, ma che ha ancora un senso anche per adesso e anche per il futuro, e non solo per Vicenza ma direi proprio a livello mondiale. Quindi vogliamo far riscoprire, rendere accessibile i monumenti, le ville e attirare il più possibile la cittadinanza a riscoprire questi beni. E poi ed è una valorizzazione anche che passa attraverso dei video, delle tabelle diciamo esplicative. Sì, perché quest'anno ci sarà una ricorrenza particolare, ossia appunto l'estensione di questo sito a tutta la regione, e quindi ci siamo preparati anche attraverso un finanziamento ministeriale per avere a disposizione dei materiali multimediali, quindi anche molto moderni e accessibili da chi utilizza appunto strumenti che non sono solo i libri o insomma le visite guidate, quindi video per le ville, video generali di presentazione del sito e anche un podcast. Questo sarà già accessibile per questa 3 giorni di aprile. Ecco, tornando alla 3 giorni, tante le ville che saranno aperte e che solitamente, essendo abitate, sono chiuse, quindi il patrimonio verrà di fatto svelato e aperto a tutti i turisti e i cittadini. Sì, è una 3 giorni strutturata in maniera complessa, nel senso che abbiamo le aperture straordinarie di alcune ville che solitamente sono chiuse, quindi dal 17 al 19, basta vedere il sito, si potranno appunto trovare delle aperture straordinarie. Abbiamo le guide gratuite, 6 guide gratuite in giro per la città, anche queste sabato e domenica, e poi un silent play, insomma, per avvicinare, come diceva l'assessore, il più possibile le persone al patrimonio UNESCO che abbiamo.
Ecco, tutto, ripetiamolo, sarà gratuito e a prenotazione? Sì, diciamo che le ville che hanno già il ticketing, quindi la biglietteria, faranno alcuni sconti e così via. Le ville invece che sono storicamente chiuse, perché appunto ci abitano, sono chiuse perché magari non vengono utilizzate, invece saranno aperte in maniera gratuita, ecco, perché ci teniamo ad avvicinare le persone gratuitamente a questi edifici e ville palladiane che sono indubbiamente molto belle. Ecco, quindi lo ricordiamo, dal 17 al 19 un weekend dedicato alla storia, alla cultura e al patrimonio storico vicentino e non solo. Direttore, a te a studio. Grazie molte, grazie. Dalle bellezze del nostro patrimonio artistico e architettonico vediamo ancora i vandali in azione, questa volta a Punta San Giuliano a Mestre, canoe gettate in acqua e danni al bar ristorante, sono state sradicate luci a LED e scaraventato a terra il pesce surgelato. Sempre di vandali ci tocca parlare. È stato un atto vandalico deliberato, quindi non si riesce a capire il senso di questa cosa. Non sei venuto qua a rubare, non sei venuto sei venuto qua a fare danni. Non si spiega il perché del gesto. Il titolare del bar-ristorante di Punta San Giuliano. Le telecamere di videosorveglianza del locale hanno ripreso un giovane che, zainetto in spalla, è salito sulla terrazza del Carinzia Club. Indagano le forze dell'ordine se con lui ci possano essere state altre persone. Hanno preso le imbarcazioni, le hanno rovesciate in acqua con i carrelli, sono entrati nei palloni da tennis, hanno messo le sedie per bloccare gli ingressi in modo tale che il pallone si sgonfiasse e cascasse giù tutto rovinato. Qui da noi in particolare sono saliti in terrazza, hanno sradicato i LED, le luci, sono entrati nel magazzino, hanno aperto tutti i congelatori, sradicato le spine, rotto tutto e buttato tutti i prodotti per terra. I canottieri hanno cercato per tutto il giorno le canoe disperse e affondate in laguna, così come i carrelli su cui erano posate. Il Tennis Club sta eseguendo le valutazioni di sicurezza per confermare che, nonostante il pallone che copre il campo sia stato per diverse ore aperto, sia statico e sicuro. Al bar invece si fa la conta dei danni. Le attrezzature, le cose eccetera ci servono per lavorare. Adesso che è iniziata la stagione diciamo che non si comincia bene, ecco, dobbiamo riallestire tutto quanto. L'intrusione dei ragazzi nel momento stiamo ancora verificando, però hanno fatto una serie di atti vandalici abbastanza gravi e pesanti. Un fatto che fa riflettere anche sui sistemi di sicurezza dell'area. Essendo una zona leggermente distaccata eccetera, è un po' terra di nessuno la notte, quindi anche da quel punto di vista implementare la sicurezza sicuramente aiuta. Un arresto per spaccio a Lugo di Vicenza, nel Tienese, quindi riaccesi i riflettori su un fenomeno che cresce soprattutto tra i più giovani, cioè il consumo di cocaina, non più droga d'élite, ma sostanza sempre più diffusa e accessibile anche sulla rete. È stata sorpresa mentre cedeva cocaina in strada, in via Cartiera a Lugo di Vicenza, nel Tienese. Una donna di 38 anni, RD le sue iniziali, è stata arrestata dalla polizia locale nord-est vicentino al termine di un'attività investigativa condotta in borghese, partita dalle segnalazioni dei residenti. Gli agenti hanno documentato movimenti sospetti per giorni, anche tra i giovani, fino al momento decisivo, lo scambio di 2 dosi per 160 euro. Fermata, la donna è stata poi perquisita. Nella sua disponibilità sono stati trovati altri 29 involucri di cocaina per un totale di 35 grammi, un bilancino di precisione e oltre 1.200 euro in contanti. Materiale sequestrato, arresti domiciliari disposti e convalidati dal giudice. L'acquirente è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore. Ma il dato che preoccupa va oltre il singolo episodio. La cocaina, un tempo simbolo di ambienti ristretti, oggi è una droga sempre più diffusa tra i giovani. Prezzi più bassi, maggiore disponibilità e una percezione del rischio spesso sottovalutata stanno ampliando il bacino dei consumatori. Secondo gli operatori, il consumo si lega sempre di più alla vita notturna, ma non solo.
ma anche in contesti quotidiani, studio, lavoro, socialità. Una normalizzazione che abbassa la soglia di attenzione e aumenta il rischio di dipendenza. Sul fenomeno il sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, analizza. Il lavoro della polizia locale è spesso silente, discreto, quasi invisibile, ma è proprio grazie a questa attività costante che si ottengono risultati concreti, come in questo caso e come nel recente sequestro di 5 kg di sostanze stupefacenti a Montecchio Precalcino. È un lavoro fatto di indagini, appostamenti e di grande professionalità che consente di togliere droga dalle nostre strade e di proteggere anche i più giovani. Per questo va il nostro applauso alla Polizia Locale Nord-Est Vicentino, che continuerà senza sosta ad operare per la sicurezza del territorio. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo un servizio che riguarda 700 persone al posto delle 180 consentite. Al Matto Rosso di Montebelluna scattano le contestazioni, ma i titolari spiegano come vi sia un problema di confusione tra spazi pubblici e privati. Quando agenti di polizia e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, al Matto Rosso di Montebelluna hanno contato circa 700 persone al posto delle 180 consentite, quelle previste dalla capienza massima autorizzata dal Comune. Una situazione di obiettivo pericolo per la sicurezza collettiva, recita la Questura in una nota, un sovraffollamento in grado di mettere a rischio l'incolumità dei presenti, causando l'ostruzione dei percorsi d'esodo e di emergenza, fondamentali in caso di evacuazione. Effetto tappo, l'espressione usata sempre dalla Questura dopo aver trovato più persone accalcate, e questo nel corso di una serata con DJ nella notte tra venerdì e sabato scorsi, con la clientela fatta in parte defluire dopo aver chiesto di abbassare il volume. Da qui la duplice contestazione: da un lato violazioni amministrative per diverse migliaia di euro, dall'altro la segnalazione all'autorità giudiziaria con i titolari intenzionati però a chiarire fin da ora la loro posizione. Una persona quando legge questo dice: mamma mia, chissà che casino che c'era, che filibustieri questi in Matto Rosso, cosa assolutamente non vera. Perché? Perché hanno contato anche le persone che stavano in luogo pubblico. Quindi ora ci sono due casi: o questa porzione, questa galleria diventa di Matto Rosso come uso, e a quel punto vorrei avere una capienza pure qui, in modo tale da poter essere rispettosi anche di questo numero, oppure si dice no, è una superficie che deve restare pubblica, e a quel punto, al controllo che ci sarà eventualmente nei prossimi tempi, vorrei che non venissero contate queste persone che sono qui, perché non sono mie. Un incontro in comune è già stato fissato per la prossima settimana. Palumbo non nasconde una certa amarezza. Siamo un posto che fa 140 eventi l'anno, mai un problema di ordine pubblico, mai un problema di antincendio, mai un problema di nessun tipo. Siamo persone attente a questa cosa, attente, e spendiamo un sacco di soldi per essere conformi a tutto. Siamo stati tratti un po' in confusione da una situazione di promiscuità che non giova a nessuno. Al vaglio, spiega la stessa Questura, ci sono poi le posizioni degli addetti alla sicurezza, tutti di una società esterna. La verifica anche su questo fronte è in corso. Andiamo adesso a Belluno da Fabio Cristiano Fioravanti, perché tardano ad arrivare dai ministeri da Roma i fondi stanziati dalla provincia, cioè 9 milioni di euro per il trasporto delle Olimpiadi per gli atleti e quant'altro. Sentiamo Fabio Fioravanti, a te. Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina, un grande impegno della provincia di Belluno, anche e soprattutto per quanto riguarda i trasporti, però adesso c'è un buco? Adesso c'è un buco, c'è un problema, perché noi stiamo attendendo da parte della Regione i soldi che devono arrivare dallo Stato. Lo Stato li ha stanziati in finanziaria, è tutto bloccato al MEF. Il MIT ha mandato tutto un rendiconto, adesso non appena verranno fatti questi decreti dovrebbero arrivare questi soldi. È evidente che nel frattempo noi ci siamo mossi, perché arriveranno delle fatture da parte di Dolomiti Bus e quindi dobbiamo saldarle, perché noi abbiamo un contratto in essere con loro e quindi siamo i primi che ne pagheranno le conseguenze, e quindi dobbiamo trovare risorse. Abbiamo già scritto al Ministero, interessato anche il senatore De Carlo, stiamo lavorando e stiamo cercando di trovare la soluzione a questo problema. Siamo anche disposti ad andare a Roma se serve per trovare le soluzioni a questo problema. Era un problema immaginabile o inimmaginabile? Ma il problema non è
non era un problema immaginabile perché i soldi erano stanziati, quindi noi pensavamo arrivassero un po' prima, probabilmente sono andati un po' lunghi, adesso speriamo che tutto si accorci e che questi soldi arrivino in breve tempo, nel più breve tempo possibile, per chiudere questa partita, altrimenti dovremmo o anticipare i soldi, ma in questo momento non li abbiamo, e anche se li avessimo diventerebbe un problema, quindi dobbiamo capire adesso come muoverci, però nel frattempo abbiamo fatto tutte le richieste a chi di competenza, alla Regione e allo Stato. Nelle more dell'attesa del pagamento, la crisi, la difficoltà è per la provincia o è per Dolomiti Bus? Ma allora, in realtà è per la provincia, perché la provincia si ritroverà in contenzioso con Dolomiti Bus se non paghiamo. È anche evidente che Dolomiti Bus in questo momento, dove stanno crescendo i costi energetici e quindi anche dei carburanti, diventa un vero problema, perché dopo andrà in crisi anche il servizio se noi non versiamo quei soldi che loro hanno dovuto anticipare alle aziende per fare il subaffido al 100%. Saltiamo da una provincia all'altra, da Belluno alla provincia di Padova, perché c'è stato un infortunio a San Martino di Lupari, un infortunio sul lavoro. Ancora un infortunio sul lavoro ieri nel Padovano. In serata in via Castellana a San Martino di Lupari un operaio di 33 anni è stato colpito dal portellone del camion mentre stava scaricando del materiale nel piazzale di una ditta. L'operaio è caduto procurandosi ferite ed ematomi. Alcuni testimoni hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118, i carabinieri di Cittadella e i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro. Il 33enne è stato portato in elicottero all'ospedale di Padova, non ha mai perso conoscenza, è ricoverato in condizioni stabili e fortunatamente non gravi. Proseguono i lavori di bonifica dal bettone nel ristorante di Joe Formaggio e della sua famiglia. Un rogo improvviso, come abbiamo detto ieri, ha distrutto il magazzino attiguo al ristorante. La vicinanza e la solidarietà dei cittadini all'ex consigliere regionale, che è passato nel frattempo da Fratelli d'Italia a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Anche il generale Roberto Vannacci ha voluto esprimere la solidarietà a Joe Formaggio e alla sua famiglia per l'incendio che ha devastato il magazzino del loro ristorante all'Overtino di Albettone. Una telefonata in cui si è sincerato che non ci fossero state davvero persone coinvolte e ferite. È solo uno dei tanti gesti di vicinanza che i cittadini hanno voluto esprimere all'ex sindaco ed ex consigliere regionale. I lavori di bonifica procedono, sarà inevitabile dover abbattere la struttura. Se non fosse stato lanciato l'allarme nella notte di Pasquetta da uno dei vicini, l'intera struttura sarebbe potuta andare distrutta. Piange il cuore vedere così, insomma, lavorano sempre 365 giorni all'anno e dopo in un attimo, ecco qua, dispiace tanto. E anche la paura immagino che hanno preso, poverini, siamo stati svegliati nel cuore della notte dal rumore delle sirene dei vigili del fuoco. Siamo un'azienda di risanamento danno da sinistro e faremo tutto il nostro possibile per appunto aiutare la famiglia Formaggio. Vediamo di fare del nostro meglio per farli riprendere l'attività lavorativa il prima possibile. E poi la famiglia ha tanta buona volontà e vedrete che riparte velocemente con tutto. Ecco, anche voi umanamente se si avvicini questo, vero? Bisogna, dai, tipico del nostro territorio, cerchiamo di darci una mano quando succedono queste cose. L'importanza è starsi vicini e assieme andare avanti sempre. Dopo anni di lavori riapre finalmente la nuova curva sud dello stadio Euganeo di Padova, che per la prima volta sarà occupata dai tifosi domenica prossima in occasione della sfida con l'Empoli. Sul posto per noi Valentina Visentina e Cristian Rocche Allende, che hanno seguito il sopralluogo dell'assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina. A te Valentina. Diego Bonavina, siamo allo stadio Euganeo e con uno sfondo davvero storico, perché finalmente domenica apre la curva sud ed è stato un lungo e travagliato percorso, ma finalmente ci siamo.
Sì, bello, non vedo l'ora sinceramente di venire allo stadio domenica. Fino a qualche tempo fa pensavo che giorno spettacolare quando ci sarà l'apertura della curva, adesso passa in secondo piano perché c'è una partita da vincere, una partita da portare a casa assolutamente un risultato positivo e questo è la cosa fondamentale. Ci aggiungiamo il calore di 3.000 persone che saranno a ridosso del campo, è una cosa storica perché questo è vero, è una cosa storica che rimarrà di sicuro nella storia del calcio Padova, nella storia di questo stadio e quindi godiamocela sicuramente. Se poi dovesse arrivare anche un risultato positivo saremo veramente felici. Ha detto una domenica con il tutto esaurito, più di 3.000 biglietti per sostenere la squadra che è in un momento delicato, ma è stato delicato, dicevamo, anche il percorso che ha portato a questa curva. Adesso è tutto alle spalle, anche se lo ricordiamo è stato un periodo di sofferenza anche personale per lei. Beh, è tutto alle spalle per tutti tranne che per me. Io non dimentico sicuramente questi 5 anni, non dimentico errori che ho fatto e che mi auguro possano servire da esperienza per il sottoscritto. Sicuramente ho capito che realizzare queste opere pubbliche di grandissimo impatto nei confronti della città, perché quando si parla di stadio si parla di tutta una città, porta anche delle conseguenze. Quindi sicuramente l'apertura della curva è un punto fermo, una gioia per tantissime persone. Per il sottoscritto credo che questi 5 anni mi abbiano insegnato molto. Curva pronta, mancano i palazzetti, ma insomma sono in fase di ultimazione perché l'opera è un'opera complessa, lo ricordiamo come è strutturata. Ah sì, io la cosa di cui sono veramente orgoglioso è il pensiero iniziale, cioè il fatto di realizzare una curva con all'interno 2 palazzetti dello sport, uno da 1150 e uno da 950 posti, uno destinato al basket e uno polifunzionale, che daranno alla città 2 strutture che a Padova non esistono. Di queste dimensioni non esistono, esiste solo il Palantenore che però può ospitare solo partite di pallavolo. Questi sono dei palazzetti polifunzionali e la città ne beneficerà in maniera straordinaria. Qui adesso abbiamo completato quest'opera importante, ma io forse tirerò un sospiro di sollievo quando ci saranno i 2 palazzetti pronti, perché ripeto, in quel momento potremo dire di aver realizzato qualcosa per la città di veramente straordinario. E intanto insomma speriamo di vedere domenica la curva piena e quindi insomma speriamo di vedere qualche giocatore della nostra squadra festeggiare lì sotto. Grazie a Valentina Visentina e a Cristian Rocche. A Jende vediamo una storia che riguarda i gatti, controlli e verifiche a Bassano del Grappa nella zona di strada dei Pilati tra Val Rovina e Sant'Eusebio dopo alcune segnalazioni di presunti avvelenamenti di felini. L'allerta è scattata in seguito a una comunicazione dell'USC che ha portato a intensificare il monitoraggio dell'area. Il Comune invita i cittadini a non lasciare animali incustoditi all'esterno e a non abbandonare cibo all'aperto. In caso di sintomi sospetti bisogna contattare subito il veterinario, mentre eventuali ritrovamenti anomali vanno segnalati alla polizia locale. L'assessore Andrea Viero parla di un atto crudele riconosciuto dalla legge come reato e pene che dovrebbero essere aumentate visto che gli avvelenamenti si susseguono. Ce n'è stato uno particolarmente odioso, il cane della proprietaria di una villa che è stata svaligiata dai ladri, che è stato ucciso con un potente veleno dai malviventi. Andiamo in pubblicità, torniamo subito, andiamo con i nostri registi Italo Morao e Marco Mattiuzzo, a tra poco. Andiamo con la politica. È stata depositata la proposta di legge promossa dal governatore Stefani per vietare l'accesso ai social network ai minori di 14 anni. L'annuncio dello stesso Presidente ieri mattina a margine della presentazione dei prossimi concerti di Claudio Baglioni, il tutto a Palazzo Balbi. Sentiamo Ilaria Marchiori. È stato depositato
qui in Consiglio regionale, la PDL ovviamente di legge statale, quindi un disegno di legge statale che ovviamente parta dal Consiglio regionale. Ovviamente la Costituzione ammette questa possibilità e vuole dare un segnale molto chiaro. Da Palazzo Balbi arriva l'annuncio della proposta di legge statale promossa dal governatore Stefani per vietare l'accesso ai social ai minori di 14 anni, depositata in Consiglio regionale. Io penso che i social oggi siano un ambiente pericoloso, un ambiente pieno di pericoli, dove si annida cyberbullismo, dove si annidano giudizi anche anonimi nei confronti di ragazzi che non hanno la maturità sufficiente per poter rispondere. L'esplosione dei disturbi alimentari è anche legata ai social, l'esplosione del disagio giovanile è anche legato ai social, senza considerare, senza dimenticare, scusate, anche immagini violente, esplicite, che quotidianamente vengono proposte nei social network, e un ragazzo di 11 anni, 12 anni non ha la maturità sufficiente per poter affrontare un giudizio critico nei confronti di queste immagini e di questi video. Stefani ha poi commentato l'annuncio degli Stati Uniti di una tregua di 2 settimane con l'Iran, auspicando si trovi quanto prima una soluzione, ma soprattutto annunciando come il governo italiano e anche la regione stiano lavorando. Il governo è al lavoro per provvedimenti urgenti, ovviamente non possiamo che essere felici e soprattutto sollevati della notizia di questa notte, cioè della tregua, e vogliamo assolutamente sperare che questi giorni servano a far sì che questo conflitto finisca e ovviamente d'altra parte, da parte delle istituzioni, metteremo in campo tutte le azioni necessarie per affrontare questa sfida. Ovviamente la Regione del Veneto farà il suo, l'abbiamo già fatto tra l'altro in maniera anche previdente per quanto riguarda il bilancio di previsione. È chiaro che ovviamente le misure emergenziali poi sono di carattere governativo, so che il governo è al lavoro e ci sono riunioni anche in questi minuti ovviamente per provare a trovare delle soluzioni a questa situazione. Immediato il calo del prezzo del petrolio dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran, nessun effetto immediato sui prezzi dei carburanti, però la preoccupazione, spiega il presidente della FAIB del Veneto Flavio Convento, è per quello che accadrà tra 15 giorni. Sappiamo che il petrolio è diminuito sotto i $100 a barile, però come si immaginava sicuramente l'effetto sulle pompe di benzina e sul prezzo finale non è ancora avvenuto. Ci auguriamo che le compagnie intervengano quanto prima. Gli economisti lo chiamano effetto razzo piuma, i prezzi che schizzano come un razzo nel momento di tensione ma poi scendono molto lentamente, e in effetti la situazione alla pompa nella giornata odierna non era molto diversa da quella registrata nelle ultime 24 ore, nonostante l'agognata tregua di 2 settimane tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, con il diesel che viaggia tra i 2,2 e i 2,3 euro al litro, nelle pompe Eni, dove il prezzo al litro era di poco superiore ai 2 euro, il carburante continua a non essere disponibile. Sono scelte commerciali di alcune compagnie petrolifere. Come diciamo spesso, il prezzo lo gestisce direttamente la compagnia e quindi a seconda delle compagnie e le strategie che utilizzano aumentano o diminuiscono i prezzi, e quindi dipende da loro. La cosa che a noi ci stupisce soprattutto è che nel momento in cui c'è stato il decreto sulla diminuzione delle accise era stato chiesto alle compagnie petrolifere di pubblicizzare il prezzo che loro dicono consigliato. Questo non è mai avvenuto. Questo avrebbe permesso anche ai controlli della finanza, che sicuramente sono importanti e quindi vengono anche contestualizzati, avrebbero avuto una visione molto più coerente di quello che sta succedendo sul mercato della benzina. Interessante capire l'origine di questa riduzione di prezzo, continua Convento. Cosa che un po' ci stupisce è il fatto della marginalità che effettivamente c'è su questo prodotto, perché se alcune compagnie riescono a contenere il prezzo e altre non riescono a contenerlo, visto che solitamente sono abbastanza livellati i prezzi, cambia di qualche centesimo / millesimo, se c'è questa differenza tra una compagnia e l'altra vuol dire che c'è una marginalità abbastanza alta per riuscire anche a contenere i prezzi anche in futuro. Nei prossimi giorni è ragionevole prevedere un calo del costo dei carburanti, ma a preoccupare resta il lungo periodo. La preoccupazione è grande anche perché gli attacchi sono stati fatti in alcune raffinerie dove sicuramente ci vorranno mesi se non anni per portarli di nuovo a regime, e il fatto che sia diminuito questo introito del prodotto può creare dei problemi, però io penso che abbiamo delle scorte sufficienti per sopperire e quindi superare il momento. Dobbiamo capire fra 2 settimane cosa succede.
Servizio di Chiara Gaiani, c'è il rischio che si possa tornare all'austerity degli anni 70? Lo abbiamo chiesto ai triestini. Austerity, austerity, se non vuoi andare a piedi contro l'asino e dargli poca fiada da mangiare. Era il 1973, la crisi energetica costrinse il governo ad adottare una serie di misure straordinarie raggruppate sotto il termine austerity. Domenica senza automobili, poi tagli alterne e via discorrendo. Uno spettro che in questi giorni è stato spesso invocato qualora non si uscisse dalla drammatica situazione internazionale. E benché fra ieri e oggi qualcosa sia cambiato, perlomeno a Trieste c'è chi quell'antico spauracchio ancora teme. La situazione è estremamente seria, per cui credo proprio che arriveremo a delle situazioni di sacrificio. Io ho paura di sì. La targa alterna forse no, ma comunque delle restrizioni sicuramente. Io mi ricordo benissimo il 73, me lo ricordo benissimo. Targa alterne, i cinema chiudevano prima, la televisione finiva alle 10, si ricorda? Sono pessimista, perché prima che le cose tornino come erano prima, ce ne vuole del tempo. Anche fra quelli meno pessimisti qualche dubbio resta, ma qui sta la differenza. Alcuni ritengono che si possano adottare determinate misure senza per forza arrivare a scelte estreme. Penso che è stato un momento così particolare della nostra storia, uno dei tanti, però non penso che si ritorni alle targhe come una volta. La speranza è che si risolva presto, insomma, almeno. Quello sì. Che insomma qualcosa va avanti, ecco, no? Speriamo proprio di non stare alle austerity come una volta, dai. Ci sono delle alternative alle targhe alterne, sicuramente la politica che sta sopra di noi troverà il sistema per far fronte a questa emergenza. C'è poi chi pensa che da questa situazione usciremo comunque con un nuovo atteggiamento e chi ritiene che tutto ciò possa finalmente indurci a riconsiderare determinati stili di vita. Potrebbe non essere un male, però secondo me poi gli animi si riscaldano perché siamo troppo poco informati. Da cittadina non patentata o ecco, che vive questa storia, questa era storica, si potrebbe appunto puntare al green zone, quindi a una zona un po' più verde, puntando la domenica di non utilizzare le macchine, magari piuttosto puntare ad una passeggiata o a respirare un po' più di umanità. Servizio di Umberto Bosazzi della nostra redazione di Trieste. Torniamo in Veneto per un importantissimo premio letterario Gambrinus Mazzotti. Parliamo di un premio per i giovani giunto alla 19ª edizione con il vicepresidente del premio Francesco Carrer. Buongiorno Carrer, buongiorno. Bentornato, grazie. Allora, ci dice di cosa si tratta, su quali temi si esprimeranno i ragazzi? Beh, allora sabato prossimo, sabato 15 aprile, nel Parco Gambrinus ci sarà la cerimonia di premiazione dei lavori selezionati. Questo premio, che nasce nell'ambito del premio letterario, quello maggiore Gambrinus Mazzotti, è rivolto ai ragazzi delle scuole medie dell'Opitergino Mottense e del Coneglianese. Un bel numero di scuole medie coinvolte. Quindi ecco, si tratta del premio giovani che vediamo... Premio ragazzi, no? Quindi i giovani è un altro premio ancora per i ragazzi delle superiori. Qui parliamo delle scuole medie, un termine vecchio insomma, e quelle del territorio, che sono state coinvolte, i ragazzi di terza media, su un tema abbastanza impegnativo. Insomma, si trattava di affrontare il tema ecologico, il dissesto del pianeta, i problemi che conosciamo insomma nell'attualità, e vedere di proporre anche alla luce delle proprie esperienze delle buone prassi per recuperare un rapporto positivo tra uomo e ambiente. Questo era il tema e non era un tema facile, insomma. I lavori che sono giunti all'attenzione della giuria, che è composta da 6 docenti, insomma, specializzate nell'analisi di questi elaborati, ha messo in evidenza comunque delle sensibilità notevoli e delle preparazioni che a volte non ci si attende da ragazzi di terza media, insomma, che sono ancora in una fase di formazione, di preparazione delle loro possibilità future. È stato un
bel tema impegnativo e gli elaborati hanno reso onore ai partecipanti. Diciamo che nell'insieme di tutta questa esperienza va considerato l'apporto di responsabilizzazione e di impegno che si rivolge a dei giovani adolescenti che potranno fare tesoro di queste loro esperienze. Ecco, Presidente, siamo in tempi di intelligenza artificiale, no? E adesso mi dicono per esempio che ci sono dei bandi dove chi partecipa deve specificare che non ha usato l'intelligenza artificiale. È un rischio questo in qualche modo? Qualcuno dice che andiamo verso l'atrofizzazione dei cervelli, no? Sì, è un rischio, è un futuro di cui possiamo solo intuire potenzialità e pericoli, perché indubbiamente è uno strumento anche di utilità, ma che necessita di adeguati controlli e di modalità di utilizzo che non servano per aggirare le normali fatiche di pensiero, di elaborazione. Insomma, in questo caso siamo al sicuro perché i lavori sono nati nell'ambito delle classi di terza media, seguite dai docenti che hanno lavorato con i loro ragazzi, hanno riflettuto su questo tema impegnativo e così via. Certo è che il futuro insomma, è una bella scommessa anche da questo punto di vista, ma direi che è uno dei tanti problemi che riguardano il mondo dei giovani e pericoli e potenzialità che insomma, in qualche maniera li vedono protagonisti nel bene e nel male. Ecco, dottor Carrera, ricordiamo allora quando ci sarà la premiazione? Sabato 14, scusate se non sbaglio il giorno, alle ore 15 nella sala convegni del Parco Gambrinus a San Polo di Piave. Naturalmente il premio si svolge grazie all'appoggio dell'amministrazione comunale di San Polo, del sindaco e della fondazione GIOL, che nella circostanza assegna degli ulteriori premi. I premi per i ragazzi che hanno partecipato al concorso consistono in buoni libro e in un PC portatile, quindi sono premi utili anche per la loro prosecuzione nel mondo degli studi. A questo la Fondazione GIOL aggiunge delle borse di studio per gli allievi sempre del territorio pitersino-mottense e coneglianese che hanno concluso il loro ciclo di studi nella scuola media con il massimo del profitto, e quindi anche in questo caso è una bella spinta per affrontare il mondo della scuola superiore e poi un bel percorso universitario. Grazie dottor Carrera, grazie, buon lavoro. Adesso con i nostri registi andiamo in pubblicità, state con noi, torniamo tra pochissimo. Dopo il premio letterario Mazzotti restiamo sulla cultura con il Teatro della Sena, La Piccola Fenice, dove Carlo Goldoni esordì con 2 delle sue prime opere. Questo teatro rialza il sipario dopo quasi 100 anni di chiusura grazie all'intervento del Comune di Feltre e alla collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto. Tiziana Bolognani. La piena riapertura del Teatro della Sena è un orgoglio condiviso. L'opera parla da sola, ospitata al primo piano della Palazzo della Ragione, di fianco alla sede del municipio di Feltre. Alla Sena il tempo sembra essersi fermato. È chiamato La Piccola Fenice per la sua eleganza e per quella straordinaria capacità di rinascere nel tempo, proprio come il celebre teatro veneziano. Ma le sue radici sono ancora più profonde. Già nel 1729 qui si rappresentavano alcune delle prime opere di Carlo Goldoni, segnando l'inizio di un legame con la grande tradizione teatrale italiana. Chiuso da quasi 100 anni, terminati i lavori di restauro che ha rispettato l'identità storica dello spazio, il Teatro della Sena è pronto ad accogliere una nuova stagione di spettacoli e a capienza piena. Un ringraziamento ovviamente a tutti coloro i quali hanno creduto in questo progetto che noi fin dall'inizio abbiamo portato avanti con molta determinazione. Noi siamo felicissimi di poterlo restituire a Feltre, ma non solo. Il sipario torna ad aprirsi grazie alla collaborazione tra il Comune di Feltre e il
Teatro Stabile del Veneto. Questo teatro deve diventare un luogo di produzione, deve generare arte, teatro e cultura, e noi come Teatro Stabile del Veneto produciamo teatro, però ci siamo anche resi conto che questo teatro deve rientrare all'interno di una filiera teatrale, quella regionale veneta, che è molto importante. Con Artevenne si è perciò lavorato e si è deciso di lanciare da Feltre la 4ª edizione di un avviso pubblico, scadenza il prossimo 7 maggio, destinato alle compagnie professionali del Veneto che dovranno impegnarsi a creare spettacoli all'interno del cantiere Goldoni. 6 le date a partire da settembre, più una di produzione Artevenne con i giovani. Adesso che abbiamo la parte strutturale è importante andare anche alla parte artistica, dobbiamo riempirlo di persone, riempirlo di giovani, riempirlo di contenuti e che sia effettivamente la scena viva. Per Feltre non si tratta solo di una riapertura, ma di un vero ritorno alla vita culturale. Deve diventare una sorta di piccolo laboratorio per l'esperienza anche di giovani leve nel campo di essere artisti, di teatro, di cultura, di musica, di altro, insomma. 16 anni di aiuto concreto a chi è in difficoltà in provincia di Treviso. I veneti schiacciati dalla crisi di Mirella Tuzzato festeggiano il compleanno, diventando un punto di riferimento per oltre 100 famiglie tra cibo e sostegno economico grazie alla grande Mirelluccia. Vediamo. Sono più di 130 famiglie che stiamo aiutando, perciò un numero consistente. Sono famiglie per bene, sono operai che lavorano, donne che lavorano, che hanno figli. Scaffali pieni, mani che si tendono, storie che si incrociano. Da 16 anni Veneti schiacciati dalla crisi è molto più di un banco alimentare, è un luogo dove la dignità trova spazio anche nei momenti più difficili. L'aiuto più grande che penso che abbiamo qui è che Mirella si sta facendo in 4 insieme a tutti i suoi volontari e quant'altro per aiutare le persone davvero in difficoltà. Sì, è importante, ringraziamo sempre. Un sostegno che prova a rispondere a bisogni sempre più complessi perché la povertà non si ferma alla tavola vuota. Poi ci sono le bollette, ci sono altre spese. Affitti, bollette e spese urgenti come le visite mediche. Accanto al cibo, Veneti schiacciati dalla crisi ha sviluppato una rete di aiuti economici per sostenere le famiglie più in difficoltà. Noi, specialmente a Natale o a Pasqua, alle famiglie più bisognose cerchiamo di dare questo sostegno economico con un assegno che poi io faccio vedere tutti i giorni nella mia trasmissione Sveglia Veneti per far capire l'importanza anche della trasparenza dei soldi che arrivano, sia col 5 per 1000, ma con quelli che danno anche le persone, ecco, con i loro contributi nei nostri conti correnti. 16 anni di impegno silenzioso fatto di volontari, di ascolto e di presenza costante. 16 anni in cui questa realtà è diventata un punto di riferimento per tante famiglie messe in difficoltà da una crisi che non si è mai davvero fermata. Prima la pandemia, poi le guerre, l'inflazione, il costo della vita sempre più alto. L'anno scorso è morto mio marito, siamo di Ucraina. Però, signora Mirella, mi aiuta tanto. Qui ogni aiuto è un passo per resistere e per provare giorno dopo giorno a ripartire. Per il Banco Solidale, ip ip, urrà! Il sorriso di Aurora Boggiano, una bambina di quasi 2 anni che ha bisogno di cure importanti perché è nata senza femore, i genitori, gli amici, familiari, conoscenti fanno di tutto perché possa essere operato un intervento chirurgico molto delicato in Florida, negli Stati Uniti. Abbiamo qui in studio 2 persone che stanno collaborando a questa operazione, Lucia Maglia Volpato, buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno, e Flavio Zeggio. Buongiorno. Buongiorno, voi siete amici della famiglia Boggiato, c'è una raccolta fondi che è in corso. Questa è una bambina che ha poi una gambina che rispetto all'altra è molto corta e quindi questo intervento con l'associazione Un Passo per Aurora serve a restituire la possibilità di crescere normalmente e poi di camminare come tutti gli altri bambini. Da quanto tempo siete in attività per aiutare questa piccola? Gli aiuti sono partiti 6 o 7 mesi fa con altre associazioni. Si danno tutti da fare ormai a Monselice e fuori.
sono tanta brava gente. Perché una bambina, la famiglia di Monselice, servono 500.000 euro per questo intervento? Sì, 500.000 euro e mesi di cure. Sarà lì la spesa molto molto onerosa, perché la famiglia deve seguire sempre la bambina. Ecco, signora Volpato, dove siete arrivati finora? Hanno superato i 300.000 euro. E appunto adesso facciamo questo raduno di camper in associazione con i camperisti di Udine e la Proloco di Monselice, che ci hanno supportato. Facciamo questo raduno e tutto il ricavato va ad Aurora. Ecco, un raduno di camper, ricordiamo, tutti a Monselice, in che giorno? Così almeno... Il 18 e il 19 di aprile. Di aprile, quindi c'erano questi camper con persone che cercheranno di raccogliere fondi. Certo, in sostanza, facciamo anche una lotteria e tutto va ad Aurora. Tutto pro Aurora, sì. Con la previsione, perché la collaborazione con Udine è formata il gruppo è formato da una compagnia teatrale che prossimamente si è dato disponibile per uno spettacolo gratuito, sempre in favore di Aurora. Sì, perché servirà a raccogliere questi fondi. Questo intervento chirurgico a Miami quando è previsto, più o meno, se doveste arrivare a... Mi sembra di aver capito tra 6 mesi circa. Ecco, è ovviamente un intervento delicato, molto costoso, che si può fare solo negli Stati Uniti. Sì. C'è una clinica specializzata lì in queste. Noi avevamo già aiutato un bambino che aveva appunto un problema analogo, aveva una gamba più corta dell'altra ed era poi stato operato, credo dalla stessa, insomma, dall'equipe di chirurghi che sono specializzati in questi interventi. Quindi dopo il raduno dei camper avete previsto altre iniziative? Lo spettacolo teatrale che adesso stiamo vedendo come fare. Un futuro raduno ancora sempre con quella gente lì, spostandoci verso i borghi attorno a Monselice. Certo. Ovviamente credo che avete riscontrato grande partecipazione da parte della popolazione, immagino a Monselice, ma non solo, insomma. Sì, ci sono dei nostri soci che anche se hanno già visto Monselice comunque ritornano per questa iniziativa. Ecco, questa famiglia, padre e madre, di che cosa si occupano? Ci sono altri figli, altri bambini, altri fratelli? I 2 genitori vivono da soli con la bimba, però sono coadiuvati dalla mamma di Hillary, che è una signora che si dà molto molto da fare, che ha avuto la sfortuna di rimanere vedova pochi mesi prima della nascita. E poi Ilaria ha un fratello in Francia, Alberto, che si sta occupando di tutta l'amministrazione di questa operazione. Ho capito. Bene, noi vi seguiremo, poi come succede sempre in questi casi vi seguiremo fino anche all'intervento chirurgico per sapere come sono andate le cose, per capire se appunto tutto è andato per il verso giusto. Grazie. Grazie per essere stati con noi, ovviamente un saluto ai genitori di questa bambina che sicuramente dopo un intervento chirurgico di questa equipe di chirurghi specializzati potrà riacquistare l'uso di entrambe le gambe, potrà camminare quando sarà cresciuta e guarita. Allora andiamo, grazie, vediamo un uomo che non dice di fare solidarietà, ma che nel più completo anonimato ne fa, e ne fa tanta, è un cantante, Claudio Baglione, che è stato ieri a Venezia a ricevere un premio sulla bellezza. Vediamo. La bellezza esiste già e quindi andrebbe scovata, rintracciata, stanata. Però c'è una bellezza da inventare continuamente, in ogni epoca, ogni giorno.
e quindi sì, è una sorta di semina, perché insomma, per avere un raccolto bisogna possedere almeno i primi, le prime materie, insomma, i semi da buttare, e qualche volta si riesce a raccogliere. È Claudio Baglioni quest'anno a ricevere a Palazzo Balbi il titolo di ambasciatore della bellezza conferito dal Festival della Bellezza giunto alla 13ª edizione e dalla Regione Veneto. Un riconoscimento alla memoria del critico d'arte Filippo Daverio, che contribuì all'ideazione del festival nei luoghi simbolo del nostro patrimonio artistico e culturale. Baglioni sarà protagonista del festival con i 2 concerti d'apertura Grand Tour La Vita è Adesso in Piazza San Marco il 29 e 30 giugno e racconta come la sua prima esperienza in città, al Lido di Venezia, agli inizi della carriera, non fu proprio tra le migliori. È normale che sia così, è persino bello, perché uno può contare la distanza che c'era da un clamoroso insuccesso fino invece al momento in cui le cose cominciano ad andare bene. E questo è un motivo di vanto, è in tanta incertezza che ognuno di noi può avere anche nel cammino della vita, guardarsi indietro e dire, beh, vedi, però ero quello che già alla seconda canzone veniva buttato via giù dal palco, invece oggi insomma le cose vanno decisamente meglio. Questo è il migliore dei premi e la più grande delle gratificazioni. Un artista che riesce a unire le generazioni, spiega il governatore Stefani, che porta nel cuore una canzone in particolare, La Vita è Adesso. È una canzone che mi è stata dedicata al compleanno dei 17 anni da una ragazza del liceo e quindi conservo ancora la lettera con me, che è dall'altra parte. Eccola qui, scritta a penna quando non c'erano i social network, copro il nome perché è giusto, e ovviamente c'è tutto il testo della canzone scritto e che mi è stato dedicato e che porto ovviamente tra i ricordi più belli e anche insomma a simboleggiare che Claudio Baglioni è un artista intergenerazionale capace di entusiasmare generazioni diverse, anche i più giovani, e continua a farlo e sono onorato oggi di poterlo ospitare qui a Palazzo Balbi. Gli ospiti di questa sera a Focus: Marcello Bano, Stefano Dall'Agata, Denis Frison, Vivian Moro, Alessio Trentin, Marco Zecchinato e Marco Zecchinel. È tutto per oggi, grazie molte a Italo Moraio e Marco Mattiuzzi, i nostri registi. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Arrivederci.